In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente la bisarca, danneggiandola e distruggendo 3 auto a GPL che stava trasportando. Difficile intervento per i vigili del fuoco mercoledì verso le 20:30, quando in autostrada in direzione Venezia l'autotreno ha preso fuoco improvvisamente. Le cause sono ancora al vaglio, ma l'ipotesi più accreditata è che possa essersi surriscaldato un pneumatico. Poi l'incendio è divampato in modo violento. Inevitabili rallentamenti con disagi fino alle prime ore della mattinata, quando si sono chiuse le operazioni di recupero della bisarca. Mira. I carabinieri hanno arrestato un 39enne pregiudicato che aveva nascosto la droga nelle bocchette dell'aria condizionata dell'auto. Il veicolo era stato seguito dai militari lungo la statale 11 fino al confine con il territorio di Marghera e Dolo, vicino a Piazza Mercato, dove erano tanti i ragazzi che si avvicinavano per comprare la droga. A quel punto i militari sono intervenuti, il 39enne era nervoso e la perquisizione ha portato alla scoperta di 2 dosi di cocaina su di lui e quasi 8 grammi nelle bocchette di aerazione. Più 1.000 euro in contanti, cifra ritenuta provento di spaccio visto che l'uomo è disoccupato e affidato in prova ai servizi sociali sempre per reati simili. È stato dunque arrestato. Venezia. Hashish già separato in dosi, pronto per essere venduto. I carabinieri hanno fermato e denunciato 3 studenti minorenni in possesso di 25 grammi di droga. Non è l'unico risultato dei controlli messi in atto dai militari in centro storico. Sorte analoga per un 56enne veneziano sorpreso a spasso mentre avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, anche lui deferito all'autorità giudiziaria.